Una ventina tra imprenditori e insegnanti direttamente dal Rio Grande do Sul in Brasile per una settimana di confronto con la realtà economica e produttiva del nostro territorio. Un processo condiviso di sviluppo. Molti di loro sono figli o nipoti di veneti immigrati in Sud America che vogliono tenere stretto il contatto con il loro paese d'origine e in tempi di crisi potrebbe essere una soluzione di crescita economica per entrambe le nazioni, come conferma il presidente dell'ACI, l'Associazione di Commercianti del Brasile. Le aziende che devono venire qua a trovare l'Italia, sono tutte aziende piccole, non è aziende grosse. E aziende piccole che sono state formate a 5 anni, 6 anni, 10 anni in Rio. Loro pensare che devono venire qua dall'Italia a imparare e crescere insieme gli italiani. Bisogna andare in ricerca della tecnologia, informazione. Al nostro mercato, il mercato che deve crescere tanto. Prima tappa, Marostica, città già gemellata con la brasiliana São Bernardo do Campo. Li abbiamo accolti nel nostro castello, gli stiamo facendo vedere alcune piccole cose di Marostica in modo che possano, incuriositi, poter tornare non soltanto loro ma anche con i loro familiari. Come loro delegato ufficiale ribadisco l'importanza che il Veneto e il territorio guardi al Brasile, guardi a Rio Grande do Sul, un territorio in forte espansione, un territorio di italiani di quarta generazione e una realtà socio-economica in forte sviluppo. Domani saranno a Venezia in visita ai palazzi della regione. Nei prossimi giorni proseguiranno i loro giri veneti, toccando anche Bassano.